Amici bellini, aspetta, me l'avevo promesso. Un test probante Guarda in del casa. Napoli di Guarda Gattuso, ancora. che chiaramente orfano. Ma comunque, Napoli-Teramo, se siete nuovi al canale iscrivetevi perché datemi una chance, perché lo so che se cercavate gli highlights, li avete trovati, ma gli highlights sono col commento, perché facciamo approfondimento. Iscrivetevi al canale, lasciate un like a volo, raggiungiamo 250 like, che è una media che mi pare interessante. La ragazza con la mascherina, alzatela sul naso, altrimenti è inutile. Partiamo. È un vero 4-2-3-1, questo, perché tutti e tre sono, nessuno dei tre trequartisti, Politano, Younes e Lozano, sono mezzeali, quindi non sono, e Gaetano è pure offensivo, quindi ovviamente l'avversario lascia il tempo che trova, però lo spunto tattico è questo, è un vero 4-2-3-1 questo qua. Quindi si lavora su capire i movimenti che devono fare dalla mediana in su. C'è Lewandowski in panchina, non so se vedete. Anche Gulam e Ospina si mettono sulle punte per fare la fotografia come Callecon. Sono dettagli importanti. Lozano! Lozano di sponda! Ragazzi, questo è bella sta cosa. Quando il piccolino salta a forte e segna Osimhen, perché deve stare là dove deve stare, come la punta che è. Andiamo avanti. Bravo Lozano. E bravo Osimhen, perché devi essere rapace. Ah, la parata di Ospina. Però, allora, io vedo tatticamente un po' di difficoltà. Ovviamente loro si sono chiusi in difesa nonostante lo svantaggio e il Napoli non ha una manovra molto fluida. Quando loro hanno la palla in fase di possesso e partono da dietro, partono bassi, c'è un pressing molto spinto da parte di Younes. E poi c'è stata una scappata di Politano che non interveniva, quindi si vede che il Napoli, che i giocatori stanno pensando a quello che devono fare, non sono movimenti naturali al momento. La mancanza di un centrocampista, io in questo momento in fase di costruzione la sto soffrendo. Sono passati solo 10 minuti, ma soffro che non abbiamo tre soluzioni in fase di impostazione. Si addormenta Koulibaly e c'è lo scavetto cretino, perché se tu fossi un attaccante ci avresti punito e altro che Manchester City. Qua c'è il fallo di Gaetano che non va a buon fine, il Teramo ci vuole fare gol. Ha recuperato Younes. Brutte cose. Ve l'ho detto che si vedeva che c'era una brutta roba. Politano che taglia bene centralmente, sta arrivando Lozano. Lozano ha fatto l'Eurogol, ragazzi. Non a giro, allargato il piatto, ma è andato dritto nell'angolino, bellissimo. Buono il taglio di Politano a ricevere palla e poi lo scarico. Politano con il sinistro. Politano quasi nello specchio della porta. Una buona uscita di Malqui, che sta giocando per me meglio di Gulam. Gulam lo vedo in difficoltà proprio nello scarico, o non c'è abbastanza movimento senza palla da parte dei centrocampisti e di Younes specialmente, perché altrimenti il lungolinea per Lozano è un po' forzato. Fazzolettissimo! Mamma mia, vedi che succede, mamma mia, voglio... Malqui, il cross troppo sul portiere. C'è tentativo di più verticalità. Vedo Demme che serve direttamente Osimhen che fa la sponda. Quando riusciamo a superare il cerchio di centrocampo c'è subito verticalità. Questo mi piace. Abbiamo un po' di difficoltà ad arrivarci perché il Teramo è schierato tutto dietro la linea della palla, giustamente, ma come faranno molte squadre in Serie A, quindi questo è un buon test sotto questo punto di vista. Non sotto il punto di vista del contropiede loro, perché loro si mangiano le occasioni, non sono precisi, mentre le squadre di Serie A un'occasione hanno e come sapete a noi ci fanno gol. Quindi bisogna stare più attenti. Buona diagonale di Malqui, sto vedendo un buon lavoro da parte dei due terzini. Quando siamo in fase di costruzione si alternano a scendere. Vedete, adesso che ha palla Malqui, Gulam deve rimanere un po'. Vedete come resta. Quindi per fare una diagonale è più facile rimanere quasi a 3 in difesa. Non significa che giochiamo a 3, sono fasi di gioco. Attenzione Politano di esterno perché sei un chiacchiello. Questi esternini. Vedi la diagonale di Malqui, stanno lavorando bene i terzini sotto questo punto di vista. E mi sta piacendo Gaetano anche, gioca principalmente a un tocco, stanno facendo un buon lavoro i due mediani.
Thuram, il cross al centro, troppo lungo, ma Osimhen non rinuncia a inseguire il pallone. Piacentini. Fine primo tempo, partita abbastanza più vera rispetto a quelle che abbiamo visto prima. Vi lascio al volo questo link, guardate un attimo, mi hanno mandato questa cosa. Non ho avuto tempo di verificare se sia un fake o meno, ma leggete voi, è mai possibile che la Gazzetta, chi ha scritto questo articolo, non sappia che Socrates e Papastatopoulos sono la stessa persona? Allora poi ci lamentiamo delle professionalità, ma veramente facciamo? Ma Un piccolo riparto. occhi puntati su Manolas adesso, perché è l'unico confermato della difesa ed è l'unico, è uno di quelli che a me preoccupa di più, perché con i piedi mi fa venire i patemi. Da una settimana. Vedi Manolas, aiutatemi. Il Teramo. Osimhen, è giusto che stia lì, è giusto che venga servito, è giusto che sia freddo sotto porta, perché questo a noi ci interessa per migliorare tutti i gol mangiati dall'anno scorso. 60esimo, ci sono stati 15 minuti praticamente di dominio sterile, di possesso palla senza fare niente, però è importante questo, con uno Younes che era un po' sparito dal gioco, Lozano un po' nascosto. A noi ci interessa che anche a porta vuota Osimhen segni. Fotocopia, stavolta bloccato. Non lo so, io lo vedo sovrappeso Manolas, lo vedo grosso ma non grosso secco, lo vedo gonfio, non so se avete la stessa impressione. Fatemi sapere nei commenti se credete che Manolas sia diventato il nuovo Higuain fisicamente. Politano si fa anticipare, Osimhen. Piace la maturità di Politano che dice non me la passare, tira tu, sono fuori dal gioco, tu hai più bisogno di segnare di me. Questo piace. Entra Nikita Contini, di cui si dice un gran bene. Ciciretti al posto di Younes, andiamo a vedere se va sulla destra e si sposta Politano al centro. Ancora Mungo, destro. Gli abbiamo fatto fare qualsiasi cosa. Ragazzi, il Teramo ovviamente ha i limiti che ha, però non buttano il pallone, giocano da dietro, aspettano. È una squadra dignitosissima. Qua Koulibaly aspetta un po', sai, un po' lo tocca, però non va deciso come se stesse affrontando Suarez, voglio dire. E quindi hai lasciato un'occasione al Teramo. Non va bene. Siamo critici. Politano si mette in proprio e grande risposta. Palo. Pensavo avesse preso il portiere, no, palo. Tranquilli. Credo che Gattuso abbia detto palla di merda, Ci sta tutta. Sono fasi di stanca, il Napoli ha smesso di affondare, c'è anche un po' di confusione tattica secondo me. Guardate Tutino dove sta, molto a sinistra, ma non è che Lozano stia giocando sotto punta, quindi si stanno alternando un po'. Ciciretti è rimasto a destra al posto di Politano, poi Tutino e Lozano si stanno alternando dietro a Llorente, però adesso è un macello, cioè abbiamo smesso proprio di impostare, ce la stiamo solo passando tra di noi. Il che va anche bene, li vedo stanchi. Lozano, cambio con Llorente, attenzione Llorente, mamma mia, ho visto proprio il giocatore, sai quello là che viene a giocare a calcetto con te, che è quello là grosso che di solito metti in porta, ecco, è capitato per caso in attacco, calci, ho preso il pallone, mamma mia, voglio. Noi ci lamentiamo di Milik, ma Llorente, mamma mia. E direi, quando manca un minuto di recupero, io stacco tutto e passo all'editing, così voi l'avete visto più presto. Quindi da New York, Valerio Fluido e tutto. Gli spunti li abbiamo detti in corso d'opera, poi faremo un approfondimento in questi giorni. Vi voglio bene, se vi è piaciuto il video lasciate il like, se vi è piaciuto tantissimo vi iscrivete, se vi è piaciuto proprio a livello che non si può dire, lo dite ai vostri amici, no?